Monitoraggio situazione Po al 2 novembre 2023. Siamo all'altezza in questo momento della strada regionale 415 sotto il ponte che congiunge Corvola con Adria. Al momento non ci sono criticità, anche se l'isola, sottostante il ponte, comincia ad essere quasi completamente coperta dalle acque. A Cremona il Po è cresciuto di 1 metro, ma si è assestato a livello meno 2,35 senza far paura. La piena del Po, conseguenza degli affluenti gonfi, non ha provocato particolari danni. Quindi al momento è una piena poco preoccupante, anche se a dare qualche pensiero sono i detriti provenienti da monte. Anche l'ingegner Gianluca Zanichelli, direttore vicario dell'AIPO, ha ribadito che la situazione è sotto controllo.